Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Il presidente della regione Mario Oliverio definisce frutto di allucinazioni le critiche mosse dal consigliere Guccione, che ha accusato il governatore di aver messo il silenziatore sui problemi della sanità. Giuseppe Carnovale, il 48enne fermato dai carabinieri di Vibo perché accusato di essere l'autore dell'omicidio di Massimo Ripepi, avvenuto domenica scorsa nella frazione Episcopio. Manifestazione di protesta nell'aeroporto di Lamezia Terme dei vigilanti notturni e diurni che lamentano il mancato pagamento di 2 mensilità arretrate. È stato inaugurato nell'ospedale Mariano Santo di Cosenza il nuovo polo oncologico. Nella struttura dotata di moderne attrezzature tecnologiche si possono curare tutte le patologie tumorali. Il Movimento 5 Stelle attacca la preside del Liceo Da Vinci di Reggio Calabria dopo l'iniziativa alla quale ha partecipato la Carfagna, la replica del dirigente "Non infangate la scuola". Attesa lunga 30 anni per la diga del Menta, da domenica i cittadini di Reggio Calabria avranno un flusso idrico più costante e una maggiore qualità. Beni per oltre 1 milione di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza ad un esponente di spicco della cosca di Gioiosa Ionica. Il gioco d'azzardo ha bruciato in Calabria 535 milioni di euro, la provincia più viziosa è Cosenza, con 183 milioni di perdita. Una festa in piena regola a Casali del Manco per festeggiare la regina della montagna, la castagna. L'iniziativa, oltre alla degustazione del prodotto, ha ospitato incontri e dibattiti. Buonasera dalla redazione di Teleeuropa Network e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura parliamo proprio del braccio di ferro tra il presidente Oliverio e Guccione, perché il presidente della regione definisce frutto di allucinazioni le critiche mosse dal consigliere regionale Guccione, che ha accusato il governatore di aver messo il silenziatore sui problemi che riguardano la sanità nella nostra regione. Sentiamo. Carlo Guccione, durante l'ultima seduta del Consiglio regionale, attacca ancora una volta il governatore Oliverio sulla sanità. Guccione parla di improvviso mutismo del presidente della giunta regionale sull'argomento. Io ritengo che è grave il silenzio che è calato intorno alla situazione della sanità calabrese. In questi 4 anni si è fatto ferro e fuoco. Oggi, improvvisamente, non c'è più l'emergenza sanitaria. Il presidente Oliverio si è stranamente dimenticata della questione della sanità e il suo mutismo, il suo silenzio è così dirompente nella nostra regione rispetto a questa questione che è giusto che il Consiglio regionale si occupi della situazione della sanità. Ma il governatore Oliverio, a margine dell'inaugurazione del polo oncologico del Mariano Santo di Cosenza, risponde piccato alle accuse lanciate da Guccione. Io sulla sanità non ho mai mollato. Guccione evidentemente è allucinato dalle sue perversioni e quindi ogni giorno se ne inventa uno, un giorno c'è l'allucinazione, un altro giorno c'è la subalternità, un altro giorno si inventano le cose. Non mi pare che sia, come dire, o possa essere oggetto di considerazione questo disco rotto. Cambiamo argomento, adesso parliamo di cronaca, perché Giuseppe Carnovale, il 48enne, fermato dai carabinieri di Vibo Valentia perché accusato di essere l'autore dell'omicidio di Massimo Ripepi avvenuto domenica scorsa nella frazione Episcopio. L'uomo sarebbe il cognato, sentiamo. E Giuseppe Carnovale, il 48enne fermato dai carabinieri di Vibo perché ritenuto l'autore dell'omicidio di Massimo Ripepi, avvenuto domenica scorsa nella frazione Episcopio, mentre si trovava prima all'interno di un circolo ricreativo e poi in strada in via Regina Margherita nel tentativo di scappare alla pioggia di fuoco. Sono almeno 10 i bossoli raccolti dagli investigatori sulla scena del delitto, un omicidio che gli inquirenti hanno tentato di decifrare anche alla luce di un altro
grave fatto di sangue di cui è stato vittima lo stesso Massimo Ripepi, ovvero il suo tentato omicidio nel quartiere Affaccio di Vibo lo scorso anno ad opera del figlio minorenne, che ha poi confessato di aver sparato perché stanco dei maltrattamenti ai suoi danni e ai danni della madre. L'uomo sarebbe il cognato della vittima e dopo alcune ore in caserma, dove è stato ascoltato per un interrogatorio, i militari hanno disposto il fermo. Lasciamo solo per il momento la cronaca, apriamo la pagina del lavoro perché c'è stata una manifestazione di protesta nell'aeroporto di Lamezia Terme, dove i vigilanti notturni e diurni lamentano il mancato pagamento di 2 mensilità arretrate. Il sit-in di protesta dei vigilanti notturni e diurni dell'aeroporto di Lamezia Terme da 2 mesi senza stipendio, un'estate con i conti in rosso. Ai lavoratori non sono state corrisposte le mensilità di agosto e settembre, né è stato retribuito lo straordinario per un monte ore che va dalle 100 alle 800 ore. Le bandiere del sindacato e le storie di famiglie in difficoltà. Un'estate trascorsa, raccontano, senza usufruire di un giorno di ferie, annunciate proteste eclatanti se non si otterranno delle risposte. Qui in aeroporto andiamo 2 mensilità arretrate, 800 ore di straordinario non retribuito, 200 giorni di ferie non fruiti. Al momento in cui gli enti pagano dolente o nolente, e l'azienda, questi soldi dove vanno? Ci alziamo la mattina, non stiamo bene, non stiamo male, veniamo a lavorare. Non vedo perché dobbiamo mendicare ogni volta il nostro stipendio. Quindi ogni mese a stare qui con le bandiere siamo stanchi. A questo punto molliamo tutto, chi si vede si vede. Alla protesta dei vigilanti si è aggiunta anche quella di alcune guardie giurate che prestano servizio nello scalo aeroportuale e che lamentano il pagamento di ben 10 mensilità. Torniamo a Cosenza adesso, dove è stato inaugurato nell'ospedale Mariano Santo il nuovo polo oncologico. Nella struttura dotata di moderne attrezzature tecnologiche si potranno curare tutte le patologie tumorali. Il Mariano Santo di Cosenza diventa polo oncologico con erogazione delle prestazioni H12 dalle 8 alle 20. Questa mattina l'inaugurazione della radioterapia, prima il taglio del nastro alla presenza del governatore Oliverio, che non risparmia qualche stoccata al commissario Scura. Purtroppo in questi anni abbiamo avuto e continuiamo ad avere una gestione commissariale che non ha dato il passo giusto alla sanità calabrese. Devo ringraziare il dottore Gentile che qui appunto si è impegnato per rimuovere ostacoli, resistenze, e qui oggi abbiamo appunto l'esempio di come si può realizzare una sanità di eccellenza. Qui si completa oggi con le attrezzature di avanguardia il polo oncologico in una realtà importante della Calabria. Poi la visita ai nuovi locali benedetti dal vescovo Monsignor Nolè, ed ecco i macchinari di ultima generazione. Da oggi in dotazione 2 acceleratori che daranno una risposta importante alle esigenze di cura dei malati oncologici. Nella struttura anche una PET e una TAC utilizzata per le attività preparatorie della radioterapia e anche per la diagnostica cardiaca. Risposta integralmente alle esigenze del malato oncologico e la creazione di tutte le tecnologie necessarie per l'attivazione del polo. Quindi non mai più viaggi della speranza? Assolutamente no, il malato che viene da noi potrà essere tranquillo perché durante il suo percorso terapeutico troverà qualsiasi tipo di cura e di assistenza. Un investimento di quanto? 3 milioni di euro circa. Ad oggi sono già 6 pazienti trattati con la radioterapia a fasci modulati, ma a pieno regime i 2 acceleratori consentono di erogare 2.800 prestazioni radioterapiche al mese e 33.600 all'anno. Con l'acceleratore lineare curiamo tutti i tumori solidi, facciamo circa 100 pazienti al giorno, perché è una terapia che dura dalle 30 alle 40 sedute, 37. E quindi è una terapia quotidiana dove tutti i giorni il paziente si deve recare presso il nostro centro. Effettuiamo appunto la radioterapia mirata, perché il nuovo acceleratore ci consente di fare il massimo della tecnologia risparmiando gli organi sani. E questa mattina anche l'inaugurazione dell'UFA, dove vengono preparati i farmaci antiblastici. Fin qui la sanità, adesso parliamo di politica a Reggio, dove è stata inaugurata la nuova sede del rinnovato coordinamento provinciale di Forza Italia.
Dopo l'inaugurazione del coordinamento provinciale di Forza Italia a Catanzaro, arriva a tambur battente quello di Reggio Calabria con il deputato Francesco Cannizzaro a fare gli onori di casa al ricco parterre di ospiti venuti per l'occasione. All'evento ha presenziato l'onorevole Mara Carfagna, vicepresidente della Camera dei Deputati, ma anche i parlamentari Iole Santelli, Roberto Chiuto, Marco Siclari, Maria Tripodi e Maurizio Dettore, deputato aretino ma calabrese doc. In sala anche il consigliere regionale Giovanni Arruzzolo, orientato ad entrare nel partito degli Azzurri, Giuseppe Pedà e il sindaco di Cosenza Mario Chiuto. L'inaugurazione della nuova sede degli Azzurri è stata anche l'occasione per fare il punto sui prossimi appuntamenti elettorali e i rumors politici sulle candidature, sia per le regionali che per le comunali di Reggio Calabria. Lasciatemi dire intanto che lo dico veramente con fierezza e con orgoglio, la classe dirigente calabrese è una delle migliori che il partito può vantare, non avremo problemi di sorta, abbiamo veramente tante persone sulle quali poter contare, avremo l'imbarazzo della scelta e Occhiuto sicuramente è un dirigente di qualità, un ottimo sindaco, quindi sapremo fare la scelta migliore, la scelta più giusta nell'interesse dei cittadini. Bisogna mettere in campo un progetto, un'idea, una visione e poi scegliere la persona migliore, quella che più di altre può interpretarlo e proporlo ai cittadini. Quindi prima di parlare di candidature io assieme a tutte le sigle abbiamo già immaginato un percorso di confronto per parlare di programma, cosa vogliamo fare, che ricetta vogliamo mettere in campo per risanare le sorti di questa Calabria, le sorti di questa città che purtroppo con Mario Oliverio alla Regione e con Giuseppe Falcomatà a Reggio Calabria siamo in una situazione veramente disagiata e amara, però sono ottimista perché mi auguro che possiamo anche votare congiuntamente alle entrambi competizioni elettorali e dare finalmente alla Calabria, a Reggio Calabria, una grande speranza e una grande speranza ai calabresi la può dare soltanto un centrodestra unito, un centrodestra ritrovato che già nel passato ha dimostrato, quando ha operato, di saper portare anche a livello nazionale una città che merita ben altro rispetto all'attuale situazione, una regione che certamente quando ha governato il centrodestra ha saputo evidenziare ed esaltare sempre di più quelle grandi potenzialità che tutti ci riconoscono, però che in tanti forse anche a livello paese ci invidiano. È un'occasione per riunire tanti amici, tante persone che militano nello stesso partito. È positivo perché si possono condividere tante opinioni e anche progetti di crescita per il futuro. A proposito della visita di Mara Carfagna in Calabria, il Movimento 5 Stelle attacca la preside del Liceo Da Vinci di Reggio dopo l'iniziativa alla quale ha partecipato proprio l'onorevole Carfagna. La replica del dirigente: non infangate la scuola. Doveva essere una festa con la presentazione delle divise del Liceo Da Vinci a Reggio Calabria, un parterre di ospiti istituzionali, tra cui il vicepresidente della Camera dei Deputati Mara Carfagna e il presidente del Consiglio regionale Nicola Irto. Invece la dirigente scolastica Giuseppina Princi si è ritrovata al centro di dure polemiche. Lei non ci sta a fare il bersaglio, si difende e difende la scuola che dirige, smentisce le notizie relative a una sua candidatura a sindaco della città dello Stretto e alla parlamentare grillina Federica Adieni, che le ha mosso delle critiche. La preside precisa: l'istituto ha avviato un progetto nel campo della biomedicina che ha l'attenzione della commissione parlamentare competente per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. Posso fornire, afferma ancora il dirigente scolastico, le registrazioni relative all'evento. Non si è parlato di politica. Infine la Princi rende noto che non è la prima volta che la scuola apre alle istituzioni. In passato, fa sapere, abbiamo ricevuto il ministro dell'istruzione Carrozza e il ministro attuale Bussetti ha manifestato l'intenzione di venire in città per visitarci. Le porte del liceo aperte al senatore pentastellato Nicola Morra o al presidente della regione Oliverio. Le nostre iniziative, sottolinea, sono trasversali. No, ribadisce infine, ad infangare l'immagine dell'istituto che ha avuto riconoscimenti a livello nazionale dei nostri progetti. Conclude, ha parlato il Corriere della Sera e uno studente ha partecipato alle Olimpiadi dell'astronomia. Questa strumentalizzazione non è giusta.
A proposito di politica, andiamo alla Lamezia dove l'ex sindaco Gianni Speranza dice: percepisco anch'io come ex amministratore ma soprattutto come cittadino il diffondersi di un disagio e di un malessere crescente proprio nella città di Lamezia Terme, perciò propongo che da parte delle forze politiche e sociali cittadine, dalle varie realtà associative e aggregative, si possa dare vita ognuno nelle forme che più si ritiene ad una raccolta di firme fra noi cittadini per chiedere al governo di andare a votare appena possibile alla scadenza del decreto di commissariamento senza alcuna proroga. In questo modo, dice ancora Speranza, si reagisce positivamente alla rassegnazione e si possono accogliere le proposte e i suggerimenti di tutte quelle associazioni e le singole persone che vogliono creare le condizioni per evitare che si ripetano situazioni ed errori che hanno portato agli scioglimenti del Comune. Cambiamo argomento, ci spostiamo a Reggio perché c'è un'attesa lunga 30 anni per la diga del Menta. Da domenica i cittadini reggini avranno un flusso idrico più costante e una maggiore qualità delle acque. Una delle più grandi incompiute calabresi vedrà finalmente la luce e questione di giorni ormai, domenica 28 ottobre, sarà inaugurata la diga del Menta, un evento storico dopo oltre 30 anni di attesa. Dalla importante infrastruttura, infatti, arriverà l'acqua nelle case dei cittadini di Reggio Calabria. Un'operazione costata alla Regione solo nell'ultimo periodo 25 milioni di euro che sono serviti per rimettere in sesto il cantiere per la realizzazione del sistema idropotabile. Il progetto fu approvato nel 1979, ma le lentezze e i 5 anni di completo stop dei lavori avevano messo a rischio il completamento dell'opera. La sinergia tra Regione, Comuni di Reggio Calabria e Sorical permetterà di chiudere i pozzi salmastri, finora indispensabili per fornire acqua potabile alle abitazioni dei cittadini di Reggio Calabria, che adesso avranno a disposizione acqua sana e priva di residui salini. Molte le iniziative per festeggiare l'evento, dalla benedizione degli impianti al collegamento dei serbatoi del potabilizzatore con quelli del comune. Subito dopo sarà riattivata la fonte Tre Fontane. Nel pomeriggio si svolgerà un convegno sul tema del sistema idrico integrato dell'acqua a Reggio Calabria. Un concerto in Piazza Italia concluderà la giornata. E c'è un nuovo allagamento nel parco archeologico di Sibari, già interessato proprio dall'alluvione dello scorso 2013. L'area è ricoperta da circa mezzo metro di acqua. L'allagamento è stato provocato, secondo quanto ha spiegato la direttrice dell'area archeologica di Sibari, Adele Bonofiglio, dalle recenti copiose piogge degli ultimi giorni, ma potrebbe essere anche legato ad un cattivo funzionamento delle trincee drenanti. Il maltempo degli ultimi giorni potrebbe aver mandato in tilt anche il gruppo elettrogeno che alimenta l'intero parco archeologico. Ci siamo attivati, stiamo lavorando, ha aggiunto la direttrice, per rimettere in funzione tutto il sistema delle pompe idrovore. Speriamo che già nelle prossime ore si possa ritornare alla normalità e solo allora potremo sapere cosa è realmente successo. Adesso vediamo i nostri 100 secondi di cronaca. Gioco d'azzardo in Calabria ha perso oltre 535 milioni di euro, i dati diffusi all'Agenzia Nazionale dei Monopoli di Stato. Nel dettaglio, persi nella provincia di Crotone oltre 36 milioni di euro, a Vibo 45 milioni, a Catanzaro 100 milioni, a Reggio Calabria 168 milioni, mentre nel Cosentino i cittadini hanno mandato in fumo oltre 183 milioni di euro. Beni per oltre 1.200.000 euro sono stati sequestrati alla Guardia di Finanza nel Reggino a Rocco dei Masi, ritenuto legato alla cosca di 'Ndrangheta dei Giardini di Gioiosa Ionica, gruppo criminale riconducibile alla cos Corsino Macri. Sventato dai vigilanti su un furto all'interno di un'azienda agricola nella zona industriale di Castrovillari, in contrada Cammarata, è accaduto nella notte. Dopo aver divelto l'inferriata e la finestra dello stabile, ignoti si sono introdotti negli uffici amministrativi della società. Grazie al sistema di allarme collegato alla centrale operativa dell'Istituto di Vigilanza, in pochi minuti gli operatori allertati dal dispositivo sono intervenuti sul posto. Al loro arrivo i malviventi si sono dileguati fuggendo a piedi tra i campi e facendo perdere le proprie tracce. Indagini in corso da parte dei carabinieri. Fiamme in un magazzino sulla statale 106 nel comune di Guardavalle Marina. Ad essere interessato dall'incendio un box seminterrato adibito a ripostiglio situato in uno stabile di 3 piani. Sovrastanti il magazzino, al piano strada, un patronato che era chiuso e l'ufficio postale che in via precauzionale è stato evacuato dalla polizia locale e dai carabinieri in attesa dell'arrivo delle unità dei vigili del fuoco.
I carabinieri hanno sequestrato nel Crotonese 11 immobili abusivi costruiti su un terreno ad alto rischio idrogeologico. La procura ha indagato 7 persone, tra loro anche un ex dipendente del comune di Cirommarina che in qualità di responsabile dell'area tecnica è indagato per falso ideologico commesso da pubblico ufficiale e abuso d'ufficio. Ed è Domenico Pascuzzi, il primo maresciallo dell'aeronautica militare, la vittima numero 363 dell'uranio impoverito. Lo sostiene l'osservatorio militare. Pascuzzi, calabrese con moglie e 2 figli, aveva contratto un tumore al polmone. Il militare ha prestato servizio in Kosovo dal 2000 al 2001 e nel poligono sperimentale di Salto di Quirra in Sardegna, dove per tanto tempo è stato responsabile dei brillamenti di munizionamento inesploso, in disuso oppure scaduto. Lasciamo la cronaca, parliamo adesso di vaccini, perché sono utili non solo per i neonati ma anche per gli adulti. È quanto emerge dal corso di un convegno scientifico nell'aula magna dell'Università Magna Grecia di Catanzaro. Cultura della prevenzione e contrasto alla disinformazione, di più la formazione e l'informazione sulle malattie prevenibili da vaccino è il macro obiettivo del convegno all'Università Magna Grecia di Catanzaro, l'iniziativa di sanità pubblica promossa dal rettore. Le vaccinazioni abbiamo scoperto che servono non solo ai neonati, agli adulti ma anche agli anziani e ci ha permesso di risolvere tante problematiche e tante controversie che c'erano sull'uso dei vaccini. Al centro dell'incontro, che è stato possibile seguire via Facebook, le strategie per uno stile di vita sano, di cui è stato sottolineato la vaccinazione nella popolazione adulta è una componente chiave. Dal confronto tra specialisti anche l'indicazione sui protocolli vaccinali che variano in base all'età, a quelle che vengono definite comorbidità sottostanti, allo stesso ambito domestico familiare. Particolarmente delicata è la situazione nelle malattie polmonari croniche. Il soggetto a rischio è un soggetto che ha una suscettibilità maggiore alle infezioni. Le infezioni aggravano le condizioni di rischio, per cui è un circolo vizioso. Il paziente con malattia respiratoria cronica, che sia asma o che sia bronchite cronica ostruttiva, è a rischio per influenza, per varicella, per parotite, morbillo, rosolia, per herpes zoster. E tutte queste infezioni aggravano la sua condizione, per cui l'aspetto principale più critico del paziente con malattia respiratoria è la recutitazione. La recutitazione è sostenuta principalmente dall'infezione, quindi la necessità di vaccinare contro le malattie prevenibili attraverso il vaccino è fondamentale per interrompere questo circolo vizioso. Purtroppo dei 9 milioni di pazienti in Italia che soffrono di queste malattie, la percentuale che viene vaccinata è poco più del 20%. Questo vuol dire che ci sono tantissimi pazienti che non si sottopongono alla vaccinazione e in questo modo sono a rischio nei confronti di malattie che potrebbero essere invece facilmente controllate. Adesso ci spostiamo a Casali del Manco per parlare di una festa in piena regola, proprio per festeggiare la regina della montagna, la castagna. L'iniziativa, oltre alla degustazione del prodotto, ha ospitato incontri, dibattiti e tanta musica. Una festa di suoni, sapori e profumi che di fatto è per tradizione la manifestazione di benvenuto all'autunno attraverso la celebrazione del prodotto che storicamente ha segnato l'economia dei centri presilani da decenni, la castagna. Per 3 giorni a Casali del Manco, in località Serrapadace, è stato celebrato il frutto per eccellenza, tipico e simbolo di questo periodo dell'anno, una vera golosità per il palato perché contiene moltissime proprietà benefiche. Un tempo era uno dei cibi dei poveri per eccellenza, oggi invece le castagne sono molto apprezzate e si possono assaporare in tanti modi diversi. Menù a tema, mostre, convegni e spettacoli hanno animato il centro della Presila. Ad aprire la 27esima edizione di una delle sagre più attese, patrocinate dal comune di Casali del Manco e dalla Proloco di Serrapadace e Silvana Manzio, la presentazione del libro 15 piccole spade di Francesco Russo presso la sala polifunzionale e poi l'apertura degli stand con il secondo raduno dei tamburi in collaborazione con i tamburi della Sila. Chiudere la prima serata inaugurale il gruppo musicale Taka Boom. Nel
Nel secondo appuntamento, un evento dedicato ai bambini degli istituti comprensivi Rita Pisano e Spezzano Piccolo e 30, che si sono ritrovati in piazza Vittorio Veneto per un concorso di pittura sul tema del castagno. A chiudere la serata di sabato il concerto di musica popolare del maestro Mimmo Cavallaro. L'ultima giornata, prima le suggestive passeggiate nei castagneti e poi l'esposizione della monoposto da competizione dell'Università della Calabria, che ha attirato molti appassionati di motori. Per le vie del paese la musica tradizionale dei giamberiani ha lietato tutti prima dell'atteso appuntamento del convegno sul castagno come risorsa per promuovere il turismo. A chiudere la 3 giorni il suono ancestrale dei tamburi che hanno accompagnato i balli popolari calabresi in costume folcloristico della città di Castrovillari e poi il concerto affidato ai Versud etnofolk offerto dalla Regione Calabria. Parliamo adesso di calcio di Serie B, perché ci sarà un'assemblea d'urgenza della Lega di Serie B convocata per domani nella sede di via Rosellini a Milano. Il primo effetto della sentenza con cui questa mattina il TAR del Lazio ha accolto le istanze cautelari presentate da alcuni club, sospendendo così l'efficacia di tutti i provvedimenti sul format della Serie B. All'ordine del giorno la verifica dei poteri e la valutazione e le determinazioni in merito al provvedimento del TAR del Lazio. La prima convocazione sarà per le ore 8 e poi la seconda alle ore 14. Adesso vediamo le previsioni del tempo. Si allontana verso le isole a sud della Grecia il vortice depressionario che ci ha interessato nei primi 2 giorni della settimana. Si fa spazio da ovest una rimonta anticiclonica con un suo massimo pressorio centrato sul Mediterraneo occidentale. Condizioni meteo quindi in netto miglioramento sulla Calabria, con tempo stabile, destinato a prolungarsi almeno fino al prossimo fine settimana. Ma passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani generalmente sereno poco nuvoloso ovunque, con temperatura stazionaria. Passiamo ora ai mari e ai venti. Domani venti moderati da nord-est sul Tirreno centro-settentrionale, con mare mosso. Deboli da nord su quello meridionale con mare poco mosso. Lo Ionio risulterà mosso il Golfo di Corigliano per venti moderati da nord, molto mosso nei restanti settori con venti tra moderati e forti da nord-nord-est. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.